Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata della trasmissione che parla solo ed unicamente di calcio dilettantistico siciliano. Anche questa settimana, come al solito, in onda alle 13 sul canale appunto 15 di 7 Gold ogni mercoledì, perché poi il giovedì vi voglio anche ricordare la puntata on demand sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo oppure sulla pagina Facebook. La puntata di oggi è importante perché c'è un amico di Penalty che ritorna a trovarci dopo qualche mese, il nostro Vittorio Iemma, allenatore del Real Siracusa Belvedere, che saluto. Ciao Vittorio, ben trovato. Ben trovato Ettore, grazie per l'invito, sono felicissimo di essere Io sono ritornato. contento perché insomma vieni da allenatore, perché all'inizio della stagione eri in attesa di qualche chiamata importante. Anche io sono contento che vengo da allenatore. Ho avuto un'opportunità importante data da Sebi Creco, che è il presidente, e Graziano Strano, che è il direttore generale. Importante perché ora che sto vivendo la realtà sto iniziando a capire veramente quello che è lo svilupparsi di questa società, che ho trovato molto organizzata e vogliosa di voler creare un qualcosa di carino. Tra l'altro una società che non soffre più di tanto della presenza anche del Siracusa Calcio, che tra l'altro sappiamo insomma che sta vivendo anche momenti particolarmente non positivi. Pertanto una società che guarda anche in prospettiva. Sì, il presidente ha le idee abbastanza chiare, è ovvio che non sto qui a dire quali sono le sue intenzioni e quali sono i suoi programmi futuri, ma sicuramente posso confermare che c'è la voglia da parte sua di far diventare il Real Siracusa una realtà di tutto rispetto, considerando che già ora è una realtà di tutto rispetto. Siracusa è la città, è la squadra Sappiamo. della città, quindi c'è tanto rispetto tra di noi e una sana rivalità. Mi prometti che prima di Natale mi porti il presidente qui in studio, perché voglio parlare con lui prestissimo, Sarà anche fatto. perché non lo conosco personalmente, però insomma le voci che arrivano dicono che è una persona che ama il calcio. Te lo confermo, e non solo lo ama, lo conosce pure abbastanza bene. E questo è importante. E questo è molto importante, è un riscontro che ho avuto fattivamente, perché ci troviamo a dialogare in una maniera diversa, e quindi per un allenatore secondo me è una bella soddisfazione. È molto importante. È vero. Nella nostra trasmissione, come al solito, parliamo solo ed unicamente nella puntata del mercoledì del campionato di Serie D e dei due gironi del campionato di eccellenza. Pertanto iniziamo subito con la Serie D. C'è una conferma, come al solito, da parte del Catania di Ferraro. Domenica si è giocata la 12ª giornata, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Castrovillari che vince in casa 3-0 contro l'FC Trapani, 0-0 tra Città di Aciriale e Vibonese Calcio. Città di Sant'Agata batte Paterno Calcio 1-0, Cittanova Locri 1909 2-2, FC Lamezia Terme Catania 1-1, vittoria importantissima fuori casa della Ragusa 4-3 contro il Santa Maria Cilento, 2-1 della San Luca contro il Real Aversa 1925, pareggio 0-0 tra San Cataldese e Licata Calcio, rinviata a giorno 30 la partita tra Canicattì e Mariglianese. Come ho detto poc'anzi, una conferma per il Catania di Ferraro, rimane in vetta con 10 punti di distacco dalla seconda, ovvero l'FC Lamezia Terme. In classifica infatti abbiamo il Catania con 32 punti, 22 per l'FC Lamezia Terme, 21 punti per la Vibonese Calcio, 20 Ragusa Calcio, 19 Locri 1909, 18 punti Città di Sant'Agata insieme al Castrovillari, 16 punti il Licata Calcio, 15 per San Luca, Real Aversa 1925 ed FC Trapani, 13 punti per il Paternò, 12 punti per il Santa Maria Cilento, Canicattì, Città di Aciriale, San Cataldese. Con 9 punti il Cittanova, chiude la classifica la Mariglianese con 3 punti. Voglio ricordare le due partite da recuperare per il Real Aversa 1925, una partita invece da recuperare per FC Trapani, Santa Maria Cilento, Canicattì e Mariglianese.
Si ritorna in campo domenica, guardiamolo insieme il tabellino degli incontri dove si disputerà tra l'altro il derby tutto catanese tra Catania e Città di Aciriale. Città di Sant'Agata Castrovillari, Licata Calcio Real Aversa 1925, Locri 1909 Canicattì, Paterno Calcio Cittanova, Ragusa Calcio FC Trapani, San Luca Santa Maria Cilento, Mariglianese FC Lamezia Terme ed infine Vibonese Calcio San Cataldese. Prima di andare a vedere gli highlights con le interviste post partita dopo il bel pareggio del Catania a Lamezia Terme, una battuta con mister Iemma, un Catania che ha già comunque segnato il passo in questo girone I del campionato di Serie D. Sì. Credo che sia veramente una pura formalità. Ma, il Catania sta rispettando quello che era il pronostico. Formalità magari è ancora presto, però è evidente che ha dato un chiaro segnale. Lamezia Terme avrebbe dovuto sfruttare questo turno interno per cercare di accorciarla questa classifica. Non c'è dubbio, era un'occasione per eventualmente riaprire un discorso che può valere il primo posto, però la partita e il campo, anche se non era in ottime condizioni, hanno detto che il Catania è sicuramente la squadra che alla fine taglierà il traguardo, è ovvio ed evidente. Hai notato comunque una differenza tattica tra le due squadre in campo domenica, anche se tu chiaramente la partita l'hai vista registrata? Sì, vabbè, una differenza tattica c'è stata, ma consideriamo che il Lamezia Terme si giocava una partita importante tra le mura amiche e quindi era, diciamo, pressoché chiaro di vedere una squadra proiettata un po' più in avanti che tenesse un po' il pallino del gioco. Hanno preso un palo, un'occasione importante sullo 0-0, però devo dire che il Catania ha tenuto testa, diciamo, soffrendo pochissimo. Soffrendo poco, tra l'altro realizzando anche un gran bel gol. Ha sofferto magari più il predominio territoriale, però in realtà poi oltre il palo c'è stata una parata importante, ma fattivamente non ha creato tanto. Avrebbe dovuto fare di più il Lamezia, perché giustamente era una chance in più per loro. Sicuramente. È vero. Poi il Catania ha avuto pure la forza di andare in vantaggio con un gol secondo me bellissimo di Marco Palermo. Perché è stato bravissimo proprio nella situazione, perché c'ha l'uomo addosso, l'ha cercato con le spalle, ha fatto una rotazione, gesto atletico, avendo stoppato la palla col sinistro, poi un interno destro vicino all'incrocio, gran gol di Marco. Guardiamoci a questo punto gli highlights proprio del pareggio 1-1 tra FC Lamezia Terme e Catania. Ancora una volta abbiamo dimostrato il valore del Catania, che ci doveva ancora essere da dimostrare, perché alla fine se abbiamo fatto 10 vittorie, abbiamo fatto due pareggi, questo Catania c'è davvero dei numeri importanti nelle corde, nella testa, capiscono tutti i calciatori di quello che ci stiamo giocando qui, ognuno di noi, con una società perfetta, con un pubblico straordinario che oggi con tanta pioggia ci ha incitato dall'inizio alla fine. Questo è il ritmo, questa è la Serie D. Faccio i complimenti davvero ai ragazzi per come si sono comportati dall'inizio alla fine, chi ha giocato e chi non ha giocato. Per questo, infatti abbiamo fatto una scelta di portare tutta la rosa qui a Catania, abbiamo portato tutti quanti per fare capire l'importanza di questa squadra e soprattutto il valore che vogliamo portare qui. Io non penso che oggi il Catania doveva superare un esame, perché alla fine sono delle partite di calcio, non è che l'esame per noi è ogni domenica, perché alla fine ogni partita è un esame. Questo sicuramente. Diciamo oggi che sono contento per tutta l'interpretazione della squadra, forse se ci stava un campo diversamente, perché in alcuni punti era un po' pieno d'acqua, riusciamo forse a fare qualche giocata diversa, perché alla fine si può prendere anche gol per una palla che un difensore può scivolare, oppure prende velocità, oppure si trattiene. Per questo a fare queste partite su questi campi bisogna che i calciatori funzionali e soprattutto avere un grande adattamento al campo che abbiamo trovato. Però faccio i complimenti a tutti quanti, perché non è facile venire qui, fare una partita, fare un risultato importante oggi qui che abbiamo fatto su questo campo e contro questa squadra che è partita per vincere il campionato insieme a noi, perché alla fine Catania ci sta, ma ci sono anche gli avversari. Peccato perché dopo aver fatto gol ci siamo un po' abbassati e alla fine abbiamo preso un gol che potevamo evitare benissimo. Tra una palla e l'altra, una palla rinviata fuori, troppe rimesse e tutto, potevamo evitarlo, insomma. Alla fine ci è andata bene, perché comunque è un punto che ci tiene sempre a 10 punti
la Vibonese ha pareggiato, quindi un punto guadagnato, insomma. Ci siamo trovati bene anche oggi là dietro, secondo me. Non abbiamo sofferto più di tanto per quanto riguarda tiri e occasioni gol. Abbiamo sofferto un po' sul livello del gioco perché loro sono bravi, comunque è una squadra costruita per vincere, quindi giocano bene e hanno dimostrato che se sono secondi e ci tengono ancora a botta, quindi vuol dire che un motivo ci sarà, insomma. Penso che abbiamo disputato nel complesso una buona partita perché non era semplice venire qua con questo campo, anche loro, voi direte anche loro, però una squadra che ha più giocatori tecnici alla fine fa un po' più fatica se si trova su un campo del genere a giocare, quindi siamo stati bravi perché l'abbiamo interpretata per come andava interpretata, nel senso che era un campo in cui non si poteva sempre giocare palla a terra, anche vari Andrea, Russotto e Enzo magari non hanno dato il meglio di sé, ma perché il campo li ha portati a questo. Sono giocatori forti che ci daranno sicuramente la mano durante il campionato. Sapevamo che giocare qua era un campo difficile, alla fine giocavamo contro, lascia stare 10 punti contro la seconda, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. Non si voglia pensare veramente, è un'emozione che non si può spiegare. Sono andato sotto i tifosi, da catanese penso che sia un'emozione grandissima. Avevo detto che il primo gol lo devo fare a Massimino, però penso che è la stessa cosa. Speriamo che la prossima domenica faccio di nuovo gol. Bisogna fare un plauso a Filippo Raciti, allenatore del Ragusa, che vince fuori casa contro il Santa Maria Cilento, un 4-3 che proietta la squadra ragusana al quarto posto. Non ce l'aspettavamo ed è la dimostrazione che quando si lavora sotto sotto, poi alla fine i risultati possono anche arrivare. Il plauso a Filippo Raciti, al Ragusa, al direttore Palme e a tutta la società va non solo per la vittoria di domenica, ma perché va al fatto che il Ragusa ha totalizzato 20 punti, è al quarto posto, è una neopromossa e devo dire che stanno facendo infatti questa un ottimo striscia lavoro. del Ragusa che volendo è iniziata la scorsa stagione, volendo sta continuando anche in Serie D, che è un campionato totalmente diverso, quindi c'è questa voglia di essere equilibrati nei risultati, nel mantenimento anche adesso di una categoria che certamente a Ragusa, insomma, piace. Ha voglia che piace, ma Ragusa ha anche un passato più importante, lo sappiamo, quindi hanno vissuto buone stagioni in Serie C pure, quindi. Però io ritorno al discorso che tu hai aggiunto, quando c'è l'organizzazione, c'è il lavoro e c'è la serenità di poterlo fare, come vedi poi i risultati a volte diventano pari a quelli di investimenti magari maggiori che si ritrovano invece attardati in classifica. Tra l'altro una rosa realizzata da Santo Palma, non con grandissimi nomi, però con una squadra studiata per fare un risultato positivo e per mantenere la categoria, quindi una costruzione mentale fondamentale. Importante, appunto, l'abbiamo detto, quindi questo è merito, se tu ti trovi lì, stai facendo un ottimo campionato e non hai fatto grandissimi investimenti, è ovvio che il risultato viene da tutto quello che noi stiamo dicendo ora. Poi sottolineerei anche il fatto di una ottima stagione di Randis, certo, capocannoniere con 8 gol, quindi.
Tra l'altro Randis ha proprio realizzato il gol che ha permesso alla squadra di Filippo Raciti di sbancare Santa Maria Cilento. E parliamo adesso di Città di Aciriale e Vibonese Calcio, ma parliamo non soltanto della squadra acese, ma anche e soprattutto di questa Vibonese, attualmente terza forza del campionato. Sono già partite le immagini di questo pareggio in casa dell'Aciriale. Una Vibonese che può tentare questo miracolo, oppure deve soltanto sperare in qualche passo falso sia della squadra di Ferraro, ma anche e soprattutto dell'FC Lamezia Terme? No, ma allora, purtroppo vedi... Perché poi sai, alla fine arrivare ai terzi è poco importa, no? Qua poi ritorniamo al vecchio discorso. Sino a quando Non si decideranno. in Serie D non si decideranno di mettere il playoff che vale la promozione, È vero. noi rischiamo, come ormai da parecchi anni, di trovarsi a campionato concluso Tutti i tuoi colleghi dicono dopo la stessa 10-12 cosa. giornate. Perché oggi hai il Catania, ieri c'è il Palermo, poi c'è il Bari, poi ci sarà sempre Avevi una... avuto anche l'Avellino. Avellino, Fiorentina, possiamo fare un elenco, ma non hai quelle, avrai sempre una che, Certo. che evidentemente sarà attrezzata per arrivare prima, magari un po' più delle altre. Quindi senza un playoff che vale la promozione è difficile riuscire a vedere un campionato di Serie D che poi abbia un certo agonismo sino alla fine. E passiamo adesso alla Città di Sant'Agata che vince 1-0. Guardiamoci il servizio. Partenza fulminea dei locali, già vicini al vantaggio con il colpo di testa di Napoli che costringe agli straordinari Coppa. Insiste la formazione santagatese, al quarto minuto la botta di Daleo si spegne sull'esterno della rete. Vantaggio che l'11 di casa trova però al 18esimo quando De Meleon raccoglie l'invito di Scolaro e col destro mette alle spalle del portiere, facendo così Sant'Agata 1, Paternò 0, e per il difensore bianco-azzurro è la prima rete in campionato. Il Paternò prova a reagire ma il colpo di testa di Severino al 31esimo si perde alto sulla traversa. Un minuto più tardi proteste dei locali per un contatto in aria tra Raucci e Morleo. Il signor Cortese però non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Nonostante ciò spinge ancora il Sant'Agata, minaccioso per altre due volte, prima con Morleo che di testa manda di poco al lato e poi con Bonfiglio che in tuffo non centra lo specchio della porta. Raddoppio che per i locali sembra cosa fatta al minuto 45, ma il tiro cross di Casella si stampa sulla traversa e sul proseguo dell'azione il sinistro di Bonfiglio è respinto con affanno dal portiere. Nella ripresa, nonostante la pioggia battente, il Sant'Agata la potrebbe chiudere in apertura con Cicirello, la cui zuccata al 50esimo trova però il decisivo intervento di Coppa. L'estremo paternese risponde presente anche al minuto 60, bloccando la conclusione del solito Cicirello. Poi il Paternò tenta di scuotersi e un minuto dopo solo una super parata di Curtosi nega a Severino la gioia del pareggio. Pari che i rosso-azzurri troverebbero al 65esimo con Cervillera che mette in rete a gioco fermo, in quanto il fischietto bolognese aveva fermato lo stesso numero 4 paternese per una presunta posizione di fuorigioco, scatenando le vibranti proteste degli ospiti. Quindi nel finale di match torna a rendersi minaccioso il Sant'Agata con Napoli prima, il cui sinistro è salvato sulla linea dalla difesa avversaria, e poi con Cicirello che in diagonale trova ancora Coppa alla risposta. Il Città di Sant'Agata si conferma al sesto posto in classifica con 18 punti, a più 5 sulla zona play-out e a meno 1 dalla griglia play-off. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Un Città di Sant'Agata che vincendo 1-0 contro il Paternò allontana insomma notevolmente la zona pericolante della classifica e cerca di agganciare una zona un po' più importante, anche se come tutti ben sanno, e tutti lo dicono anche quando vengono qui ospiti a penalty, il gioco di questo primo posto è già assegnato. Sì. Praticamente, diciamolo onestamente, Vittorio. Ma è inutile girarci intorno, anche intorno. Perché 10 punti sono veramente tanti. Ma non solo i 10 punti, è proprio è il Catania che ti mette in condizioni di poter dire quello, sì. Che tu puoi trovare le situazioni in cui ti trovi con un vantaggio del genere, ma stai lì a competere con squadre che ti possono, ma il Catania è superiore a tutte. È vero. Dobbiamo arrenderci perché è un dato di fatto. Siamo contenti per questo. Ovvio. Chiaramente noi tifiamo per tutte le squadre siciliane, ma essendo il Catania una blasonata, è meglio che vada via prima da questa Serie D. No, ma non diciamolo solo, pure. Ma una piazza come Catania non c'entra nulla. Anche perché ci sono dei progetti societari ma non importantissimi. c'entra nulla in Serie D il Catania. È vero, dobbiamo parlare d'altro del Catania. Dobbiamo parlare d'altro. Parliamo invece di pubblicità perché ci fermiamo e poi subito dopo rientreremo in studio per visionare insieme al nostro ospite Vittorio Iemma i 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco.
Eccoci rientrati in studio dopo il consueto spazio pubblicitario che divide il nostro programma in due. Nella prima parte abbiamo parlato del campionato di Serie D, mentre invece in questa seconda parte parleremo solo ed esclusivamente dei due gironi del campionato di eccellenza e partiamo con il girone A. 11ª giornata, quella che si è disputata domenica, guardiamo il tabellino dei risultati. Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Cus Palermo 2-0, Castellammare batte Parmonval 1-0, rinviata per Nebbia e Nacalcio Casteldaccia. Unitas Sciacca batte Leonfortese 1-0, Acragas 2018 batte Nuova Città di Gela 2-0, vittoria fuori casa del Mazzara Calcio 2-1 contro il Resuttana San Lorenzo. Don Carlo Misilmeri batte Nissa FC 4-0 ed infine Profavara batte Mazzarese.2 1-0. In classifica la conferma per quanto riguarda la squadra agrigentina, in testa con 27 punti, 25 per la Don Carlo Misilmeri, 24 il Profavara, con 21 punti Mazzara Calcio, 20 punti per l'Enna Calcio insieme alla Mazzarese.2, 19 per l'Unitas Sciacca, con 15 il Casteldaccia, 14 punti il Castellammare, con 12 Nissa FC, Oratorio San Ciro e San Giorgio, 10 punti per la Leonfortese, 7 per il Resuttana San Lorenzo ed il Cus Palermo, 4 punti per la Parmonval, chiude la classifica Nuova Città di Gela con 3 punti. E come abbiamo detto poc'anzi, Enna Calcio e Casteldaccia debbono recuperare la partita che non si è disputata domenica. Beh, è un girone A come al solito sempre molto intenso. L'Acragas sappiamo benissimo che da un paio di anni a questa parte vuole assolutamente vincere questo campionato di eccellenza per ritornare in Serie D. Potrebbe essere l'anno buono? Potrebbe essere l'anno buono sì, però l'Acragas sino alla fine secondo me come l'anno scorso si ritroverà il Misilmeri a tallonarlo e a dargli del filo da torcere sino alla fine. Ma in questa lotta per il primo posto a mio parere ancora oggi si può inserire l'Enna che in quella classifica ha una partita in meno come abbiamo detto e quindi si potrebbe ritrovare potenzialmente a 2 punti dal Misilmeri. Poi c'è questo Favara che vince guarda caso lo scontro contro la Mazzarese.2. C'è il Pro Favara che va a fare una vittoria importantissima contro la Mazzarese. Ma sono tutte squadre che sono lì. Io dico che per il primo posto è un discorso che riguarda Acragas e Misilmeri e io mi sento di includere anche l'Enna. Poi una griglia playoff che può essere completata da Mazzara e Mazzarese che sono quelle più attrezzate. Casteldaccia sta facendo un ottimo campionato e poi però per il resto vedo squadre che non possono impensierire quelle che abbiamo detto sino ad ora. Condivido. Iniziamo subito con le immagini, guardiamoci gli highlights con le interviste post partita della vittoria fuori casa dell'Acragas 2-0 contro il Nuovo Città di Gela. Una partita che abbiamo condotto dall'inizio alla fine, le immagini parlano chiare, sono quelle partite difficili da preparare perché hai tutto da perdere e niente da guadagnare. Affrontavamo un testacoda, è sempre pericoloso, i ragazzi l'hanno affrontato con la mentalità giusta, peccato per tutte queste situazioni da promettenti che non riusciamo a finalizzare, però l'importante è arrivarci e lavoreremo per correggere questi errori. Temere è una parola grossa, chiaramente rispettiamo tutti gli avversari e poi ti ripeto, in una situazione normale qualsiasi tipo di testacoda ti dà sempre a pensare a male, quindi abbiamo affrontato la partita con la giusta mentalità, con la giusta applicazione, siamo stati attenti in tutte le situazioni, non abbiamo mai rischiato se non una mischia dentro l'area dove la palla rimbalzava nella retta piccola, però per il resto credo che abbiamo creato 7-8 palle gol e non sono poche. Ma il risultato parla chiaro, però la prestazione della squadra c'è stata dei ragazzi. Considerando che oggi giocavamo contro una corazzata che si chiama Acragas, abbiamo cercato di limitare il danno e penso che la prima parte, i primi 45 minuti, la squadra ha fatto bene. Diciamo, abbiamo un po' tamponato, abbiamo reso la costruzione di gioco dell'Acragas un po' più difficile, abbiamo avuto l'opportunità di andare in vantaggio con Abate, abbiamo avuto l'opportunità, però purtroppo in un episodio, un'accelerazione di un giocatore, abbiamo subito 1-0 il primo tempo. Il secondo tempo un po'
non abbiamo ricambi, l'Agragas aveva altri 11 giocatori, è un po' la differenza, lo sapevamo, però la squadra è cresciuta sul piano fisico, sul piano, comincia ad avere un'entità, è normale che il nostro campionato è diverso, saranno altre partite importanti che dobbiamo affrontare. Stiamo aspettando questi 15 giorni che passano alla svelta per poter riuscire a intervenire e aumentare un po' il tasso tecnico della squadra. Ma io penso che la classifica rispecchia sempre i valori, non c'è niente da fare. Sappiamo che è un campionato che 5 squadre se la giocano, sappiamo già chi sono e sappiamo che là sotto c'è una bagarre per salvarsi. Ma adesso purtroppo dal 1° dicembre comincia un altro tipo di campionato, quindi se siamo qua per questo la società vuole fare gli interventi giusti e bisogna non sbagliarli. E quindi su quello che stiamo lavorando, e questi ragazzi oggi devo dire bravi, non posso dire solo bravi perché sono cresciuti, e purtroppo un po' i limiti, qualche limite ci penalizza, perché oggi magari c'era qualche ragazzo che era in difficoltà, ma purtroppo tra under e cambi l'Agragas ne ha messi altri 7 tutti allo stesso livello, però per me la prestazione è stata buona. Abbiamo dunque detto che la gara a questo punto è tra Don Carlo Misilmeri, Enna Calcio, Akragas, Pro Favara, Mazzara Calcio, Mazzarese.2. Potremmo metterci anche l'Unitas Sciacca per la corsa dei playoff. Sì. Certamente però è la conferma che questo girone A ogni anno puntualmente ci regala sempre intensità. Sì, io devo dire che sono almeno 3 stagioni che il girone A regala una lotta al vertice molto molto interessante. Quest'anno questa stagione stanno confermando che è un girone difficile, perché comunque anche riuscire la lotta alla salvezza, se non andiamo a vedere, sono tutte squadre attrezzate, non sono squadre allo sbando. Io non credo che il nuovo Città di Gela ha già abdicato. Assolutamente no, non avrebbe preso Pensabene. Infatti. Quindi se prendi Pensabene è perché comunque ancora ci credi. E significa che poi hai c'è tutto il girone di ritorno ancora. Io ricordo che l'attaccante del Gela è un certo Simone Abate, quindi un giocatore importante, e quindi vediamo. Ci piace questo girone A del campionato di eccellenza. Molte società ambiscono al ritorno nel tanto atteso ed importante campionato di Serie D, che poi tra l'altro è totalmente diverso rispetto all'eccellenza, vuol dire ulteriori investimenti, quindi ulteriori impegni societari. È proprio una programmazione tecnica diversa, perché avendo l'obbligo degli under che si va a raddoppiare, è chiaro che poi deve andare a costruire la squadra in maniera diversa. E strutture soprattutto che sono fondamentali, no? Quelle sono fondamentali anche nell'ultima categoria. Condivido. E sappiamo i problemi che ci sono. Ci fermiamo, brevissimo spazio pubblicitario e poi subito con il girone B del campionato di eccellenza. Partiamo subito con il girone B del campionato di eccellenza.
Anche qui 11ª giornata, guardiamo i risultati. Real Siracusa e Belvedere Mazzarone Calcio 0-0. Santa Croce batte Virtus Ispica 2020 1-0. Nuova Igea Virtus batte Città di Acicatena 2-1. Leonzio 1909 batte Ionica 2-0. Milazzo Siracusa Calcio 1-1. SC Palazzolo Rocca Acquedolcese 0-0. Modica batte Città di Comiso 5-0. Ed infine Città di Taormina batte Nebros 2-1. In testa la conferma per Pasquale Ferrara con la sua nuova Igea Virtus, al primo posto con 25 punti, solo un punto di distacco dalla Città di Taormina al secondo posto con 24, 23 Modica Calcio, 21 Rocca Acquedolcese, 19 Nebros, 17 Siracusa Calcio e Leonzio 1909, 15 punti Ionica FC Real Siracusa Belvedere, 14 Santa Croce, 12 Mazzarone Calcio, 10 punti Milazzo Città di Comiso, 9 punti Virtus Ispica 2020, 6 punti SC Palazzolo, chiude la classifica il Città di Acicatena con 4 punti. Beh, partiamo subito da questo Real Siracusa Belvedere che tra l'altro è reduce da un bel pareggio contro il Città di Taormina, quindi sulle ali anche di questo entusiasmo credo che insomma hai lavorato bene la scorsa settimana, secondo me stai già lavorando bene anche per questa, perché dovrai incontrare questa Igea Virtus. Un'altra corazzata. Non ha bisogno di essere preparata una partita. Giochi sull'entusiasmo, sulla voglia di ma quando tu vai a affrontare una delle due corazzate, se le possiamo definire così, del nostro girone, del nostro campionato, è ovvio che poi gli stimoli vengono da soli, no? Perché sai che vai a affrontare l'avversario che in questo momento è primo in classifica, che ha una squadra importante, non è lì per caso, puntano chiaramente ad andare in Serie D, vai a giocare in un contesto dove c'è uno stadio bello, c'è un pubblico, diciamo. C'è una storia. Quindi evidentemente è una partita che, come si dice, si prepara da sé sotto l'aspetto mentale. Tatticamente stiamo cercando di lavorare al meglio per poter andare a figurare con onore, voglia e cuore la partita, come comunque noi facciamo in ogni partita, quindi questa viene sottolineato in più proprio perché vai a casa della capolista, ma comunque ogni partita viene affrontata in questa maniera. A Taormina noi siamo andati con molta umiltà perché sapevamo di incontrare una squadra che io confermo a mio parere è veramente forte. Giocati. Ma alla fine abbiamo retto l'urto, ce la siamo giocata, abbiamo anche rischiato, ma dall'altra parte si è anche rischiato di vincere. Quindi noi stiamo guardando in questo momento le immagini della partita invece di domenica, conclusasi 0-0 contro il Mazzarone Calcio. Probabilmente quel punto importante contro il Città di Taormina ha fatto da contraltare anche per questa partita? Assolutamente dove no. Magari forse i 3 punti sarebbero stati anche buoni per la tua classifica? Allora, questo non è avvenuto. Questo è un pareggio che viene fuori da una prestazione ottima fatta dai ragazzi. Abbiamo fatto un buon calcio, abbiamo creato parecchie palle gol, siamo stati poco bravi a sfruttare la tanta mole di gioco che ci ha portato ad avere tante palle gol. Il nostro portiere Agliano è stato bravo in 2 interventi a tenerci in partita, ma il dato più importante è che purtroppo come l'Ispica, come la partita contro l'Ispica, siamo rimasti in 10 dopo pochi minuti. E questa cosa la paghi? E quindi evidentemente quando tu poi fai una partita in 75 minuti abbondanti, la paghi. 80 minuti abbondanti, in 10 contro 11, la paghi non soltanto atleticamente perché devi correre di più, ma la paghi principalmente perché se prepari la partita in una certa maniera, nel momento in cui rimani in 10... Però lì sta anche la maturità della squadra nel capire che probabilmente in 10 non era fattibile sviluppare quell'idea a cui tu insomma avevi puntato, su cui tu c'è sempre il piano puntato. B, perché tu devi andare anche a prevedere quello che può succedere, perché sono l'espulsione è una situazione che tu paradossalmente devi prevedere. Io personalmente curo sotto questo aspetto il lavoro eventuale da fare. È chiaro che poi però devi cambiare atteggiamento nei confronti dell'avversario. Devo dire che nonostante tutto, per esempio sabato contro il Mazzarrone, ci sono stati ampi tratti della partita dove non sembrava proprio che noi fossimo in 10.
Siamo usciti tra gli applausi, la società è contenta. E questa è una bella soddisfazione. Ma sì, perché, ripeto, a questi ragazzi sabato noi possiamo fare soltanto un plauso, perché in difficoltà numerica dai primi minuti hanno sfoderato una prestazione importante, quindi nessun appagamento del punto di Taormina, anzi un passo avanti sotto l'aspetto tecnico-organizzativo. E a proposito della nuova Igea Virtus, guardiamoci il servizio, vittoria fuori casa, domenica 2-1 contro il Città di Acicatena. Nonostante priva di Biondo, Di Fina, Presti e De Gaetano e con il tecnico Pasquale Ferrara a casa con l'influenza, la formazione giallorossa approccia bene al match provandoci subito con Ido Iaga che al 14esimo manda sul fondo dagli sviluppi di calcio piazzato e al 21esimo poi il suo cross per Flores trova l'ottimo intervento di Tomaselli, ma 4 minuti dopo a sorpresa a passare sono i padroni di casa che la sbloccano con capitan Nino Caruso, bravo col destro a fare secco da fuori Maggi e portare in vantaggio i biancorossi. La gioia dei padroni di casa però dura appena 8 minuti, infatti al 33esimo l'Igea Virtus rimette le cose a posto con Franchina che beffa con un tiro cross Tomaselli ristabilendo la parità e siglando così la sua prima rete stagionale. Insiste la formazione barcellonese che nel finale di frazione la potrebbe ribaltare, ma prima il destro di Ido Iaga al 42esimo è ben respinto dal portiere e poi la punizione dello stesso Ido Iaga si stampa sul palo con Franchina che sulla ribattuta spara incredibilmente sul fondo. Nella ripresa torna a spingere l'Igea Virtus che più volte sfiora il gol del vantaggio. Al 48esimo abbatte di testa, manda sul fondo il cross di Franchina. 2 minuti dopo il sinistro di Isglò deviato da un difensore finisce di poco al lato. Quindi al 61esimo la conclusione di Ido Iaga viene facilmente bloccata da Tomaselli ed infine il destro a giro di Franchina non c'entra lo specchio della porta. Poi al minuto 63 il Città di Acicatena rimane in 10 uomini per il secondo giallo che il signor Moretti mostra a Nino Caruso per il fallo su Abate. L'Igea Virtus approfitta pieno della situazione e al minuto 73 assesta il colpo vincente con Abate che raccoglie una corta respinta della difesa e al volo col destro batte Tomaselli facendo così Città di Acicatena 1, Igea Virtus 2 e per il centrocampista di Altavilla Milicia si tratta della prima rete stagionale. Con questo successo l'Igea Virtus sale in classifica a quota 25 punti e si conferma al primo posto in solitaria, mentre il Città di Acicatena, che incassa la 7ª sconfitta di fila, rimane in ultima posizione con 4 punti. Prima di sentire e vedere la cartolina di Giampaolo Montineri, una battuta su questo Modica, perché nessuno insomma parla di questo Modica, ma io ho l'impressione che faccia paura a tutti. Non c'è dubbio. Nelle ultime 2 partite fa 9 gol e ne subisce 0. Tra l'altro 9 gol distribuiti tra la trasferta ai Lentini, trasferta difficilissima per tutti. Un 4-0 pazzesco. E la vittoria in casa col Comiso, che è comunque una squadra di rispetto. Modica è vero che poco fa non la menzioniamo come diretta concorrente per il primo posto, ma in questo momento il campo sta dicendo che e il punteggio sta dicendo che il Modica ha tutte le carte in regola in questo momento per poter ambire anche loro al primo Anche posto. perché sono soltanto 2 punti di distacco appunto dalla vetta. Credo che la classifica sia 25, 24, 23. Perfetto, e allora a questo punto guardiamoci e sentiamoci il commento di Giampaolo Montineri. Ciao Gold TV, buongiorno. È una settimana nuova che ci porterà poi a raccontare un altro weekend, ma noi passiamo, Ettore, come ben sai, da quello passato a quello che andrà.
Però mi prendo una premessa leggerissima che è quella del Limolese, branche di siciliani imprenditori, investitori che si spostano al nord. Sembra che ci sia una forma di tentativo di caccia al tesoro, alla ricerca dell'isola che non c'è. Mi ha colpito leggere anche di Gaetano Cutrufo, ex presidente del Siracusa, Palazzolo, che diventa vicepresidente del Limolese. Quindi nel Limolese c'è Deni, oggi presidente dell'Acragas, Peppe Camarata, ex DS, San Cataldese ed Acragas come ruolo, e Gaetano Cutrufo come vicepresidente. C'è la fuga dalla Sicilia nel tentativo di vedere ordinamenti nuovi? Chissà. Oppure c'è questa trasformazione che proietterà magari qualche squadra siciliana ad essere un luogo condivisibile, chissà. A proposito dell'Acragas, comunque tiene il passo, batte il Ferrocaldo e rimane lì davanti. Il Misilmeri è la squadra, secondo me, assieme alle due mazzaresi, che stanno tenendo alto il ritmo perché si sono dati il minimo obiettivo: chiudere il giorno di andata con più punti possibili e poi vediamo cosa succederà. Gli 1-0 del Pro Favara sono quei pugni da KO che ti fanno poi contare al centro del ring, quando proprio prendi il colpo al fegato. Questi sono un po' i punti della settimana, gli spunti, ma allo stesso tempo anche, devo dire, il mitico Brucculeri. Mbare, mi hai fatto saltare la scheda pronostici con questa tua vittoria esterna, ma in effetti non immaginavo che non ci fosse la reazione dell'identità Brucculeri, dello Sciacca, no? Da questo punto di vista. Poi giustamente ci sono i pro e i contro, le variabili. Avrebbe di una domenica che passa da giocatori non in condizione, da giocatori fuori posta, giocatori scontenti, dal mercato, da non fai gol, da prendere il gol da centrocampo, ok? E poi la colpa è sempre degli altri. Un po' questa è la cosa. Nel girone B è un girone quasi porno, è erotico, per come in fin dei conti c'è lo scambio. Ed è uno scambio pazzesco, perché non c'è realmente uno status unito, condivisibile nella zona alta e nella zona bassa della classifica. Quindi penso che gli 8 punti del Siracusa dal distacco del primo posto è quella notizia importante, perché adesso secondo me non devono più pensare a rincorrere l'Igea, ma devono pensare soprattutto a ridisegnare uno stato d'animo, a vedere che effetto che fa a vincere qualche partita consecutiva, e poi insomma la proiezione di calciomercato, che poi non è che è il bene di tutti i mali o è il male minore, è che cerchi di dare una sterzata perché l'allenatore l'hai cambiato, e stranamente è come se c'è l'ucchiatura di Mascara in questa situazione, perché Cacciola non sta spostando gli equilibri del risultato. Nella zona bassa il pareggio del Palazzolo in casa, molto vicino alla vittoria con il Rocca, un Rocca che a sentore di qualcuno della dirigenza rimprovera il mister di fare troppe scelte scienziate e di non mettere in campo i giocatori in nuovo ruolo. Cosa succederà? Niente, ancora domenica 27, però attenti, chi lascia il kit tra sabato e domenica è un giocatore che va via. Ciao dal Monti. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Siamo quasi in conclusione della nostra puntata e allora a questo punto sentiamo quello che ha da dire mister Vittorio Iemma su quello che è il futuro di questo Real Siracusa. Un Real Siracusa che ha probabilmente intanto per questa stagione l'obiettivo di
stabilizzarsi in categoria e chissà magari la prossima di sviluppare un progetto anche di Serie D? O diciamo troppo? No. E vabbè, c'è l'ambizione del presidente, la determinazione di Graziano Strano, la voglia giustamente anche di Vittorio Iemma, un team che non è per niente da sottovalutare. Insomma, gli ingredienti sembrano quelli. Gli ingredienti sono buoni, devo dire che sono abbastanza buoni, però quella è una parola che non spetta a me in questo momento dichiarare. Io posso parlare del presente, Sì. E il presente ti dico che è un presente studiato, Di prospettiva. però. un presente di prospettiva, un presente che vede in Sebi Greco e Graziano Strano due persone che hanno tracciato un cammino, un presente che vuole solidificare ancora di più quello che è l'aspetto organizzativo, un presente che guarda al futuro in una maniera molto positiva. Noi ci auguriamo di fare un campionato che rispetti le aspettative del Presidente, che sono quelle di vedere una squadra domenica dopo domenica che va a sudare la maglia, che va a giocare con orgoglio contro chiunque. E con grande rispetto degli avversari. Questo è fondamentale, È vero. fondamentale. E che poi alla fine tiriamo la linea, vediamo quanti punti abbiamo fatto, se siamo stati bravi a divertirci molto, A far divertire. Io per esempio sabato, dopo la partita, quando vedo diciamo, le persone che erano presenti allo stadio batterci le mani, farci complimenti anche dopo e lodarci nonostante lo 0-0 in casa, sì, in fattura numerica lo vogliamo, ma comunque era uno 0-0 in casa. Torni a casa contento anche tu. Torni a casa soddisfatto perché comunque significa che il tuo lavoro, che è quello che poi viene sviluppato grazie a dei ragazzi che si mettono a disposizione dal martedì alla domenica in maniera impeccabile, a uno staff tecnico impeccabile, a una società presente dal martedì alla domenica in tutti i momenti, quindi Siamo a un punto. Siamo a un buon punto, ma come dico io sempre siamo all'alba, ancora dobbiamo lavorare parecchio. Bene, allora noi ti auguriamo un buon proseguo di stagione. Grazie. La promessa che devi mantenere sarà quella di Sarà portare fatto. il presidente prima di Natale e in bocca al lupo anche per la partita di domenica. Viva il lupo, viva il lupo. Grazie a Vittorio Iemma, allenatore del Real Siracusa, campionato di eccellenza Girone B. La puntata odierna di Penalty si conclude qui, vi diamo appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che domani sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo potrete seguire la versione di Penalty on Demand e domani tra l'altro si parlerà del turno di ritorno della Coppa Italia del campionato di promozione e poi ci saranno anche le immagini e i risultati con le relative classifiche dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Ci fermiamo qui. Dimenticavo, settimana prossima qui all'interno del nostro studio, all'interno della nostra trasmissione, i ragazzini della scuola calcio Pro Calcio di Mister Priolo. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza. La qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti. Supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.